sta a fa qua? Roma, la Hollywood italiana, palcoscenico di una divertente e a volte folle indagine svolta dallo scrittore Alfredo, interpretato dall'attore Pietro Romano, che ha il sogno di realizzare un film sul grande schermo e vedere finalmente riconosciuto il suo talento. Una varietà di relazioni interpersonali che senza pregiudizio viaggiano indecise rispetto al cambiamento dei costumi e della libera sessualità. Tutto inizia intorno alla figura di Max Paolo Conticini, un ricco ed affascinante imprenditore che soffre di sindrome ossessivo-compulsiva ed è sessualmente affetto da una strana forma di voyeurismo. Personaggi eccentrici come ad esempio la mamma di Max, Elvira, Barbara Boucher, potente e ricca imprenditrice, una elegante signora dell'alta società che vive paradossalmente di insoddisfazioni, finché non trova una strada per liberare la sua vera natura. La regia è di una torinese di nascita e romana di adozione, l'attrice e scrittrice Giulietta Revelli. Il finale è tutta una sorpresa, un puzzle di emozioni e sentimenti, ma con poche tessere al posto giusto.